Allora, certo è stato un inizio soprattutto faticoso, difficile trovare la quadra, ci sono degli elementi nuovi, tra cui lo stesso io, nel senso è il primo anno che gioco anch'io qua al Dual, con me altri, e quindi sicuramente trovare le quadre e la sinergia in campo si è fatto fatica soprattutto per quelle che erano le prime di campionato. Non è sicuramente una scusa perché ovviamente i risultati sono mancati, non lo si può nascondere. Prima parte di campionato è stata faticosa, un po' di sfortuna, un po' di mancata grinta o comunque energie spese male, energie magari buttate verso gli arbitri, verso altre decisioni che non hanno aiutato a smuovere il risultato. Girone d'andata che però si è concluso molto meglio, secondo me, col nuovo anno, con gennaio, con 2 vittorie, una netta su Motta e una invece sofferta, ma portata a casa nel palazzetto Atiene, che sicuramente è un segnale molto positivo per noi, più che altro perché anche al quinto set sotto 14-11 abbiamo stretto i denti e siamo andati a prenderci quel set che magari a fine anno farà la differenza, un punto in più, ma comunque diciamo che sottolinea la nuova linea della squadra, forse la nuova volontà che speriamo di tenere già a partire dal prossimo sabato quando ritorniamo in campo contro K2 Urban. Si sta bene in campo, si sta bene col gruppo squadra. Abbiamo avuto sfortuna nel senso che io ero partito come vice capitano, il capitano Fontanabona ci ha dovuto lasciare per un infortunio e questo ha inciso un pochettino perché io, non conoscendo ancora gli elementi della squadra, facevo fatica, soprattutto i primi mesi, le prime partite, i primi problemi, a saper come gestire le persone, a cosa dire, perché ovviamente non conoscevo ancora bene le persone. Ora conosco in maniera diversa, posso dire che sono innanzitutto molto contento di essere capitano, mi rendo conto che non è forse una stagione semplice per esserlo, però non vuol dire che la stagione sia finita, passato soltanto il girone d'andata, girone di ritorno è tutto da guadagnarci dal mio punto di vista. Sono primo anno dual per l'appunto, mi sto trovando ovviamente bene, abbiamo un grandissimo allenatore e quindi spero che ciò che mette lui e ciò che mettiamo noi nell'allenamento possa fruttare anche nei risultati che ci meritiamo. Beh, un primo impatto sicuramente impressionante, già dal primo allenamento effettuato a metà estate, ancora per conoscere il gruppo e lo stesso allenatore, un'impostazione di allenamento che non avevo mai visto, mai provato, si vede che c'è tantissima esperienza, la sua visione sia del gioco che dell'andamento di una partita è praticamente assoluta, ciò che dice lui effettivamente avviene, quel set avviene in quel modo, quelli che sono i punti di forza e debolezza di una squadra come della nostra, lui li inquadra subito e riesce anche a dircelo in modo chiaro e diciamo semplice. È un onore nel senso che avere con lui, poter sfruttare una figura di un certo calibro come Roberto ti aiuta a crescere. Beh, allora Coppa Veneto è iniziata più come un rodaggio, capire come far girare la squadra, si girava molto, soprattutto anche le partite di qualifica. La stessa qualifica agli ottavi è avvenuta un po' per caso, non lo puntavamo a quello, siamo stati contenti però di essere passati. Infatti dopo gli ottavi, Ostici contro Valsugana, me li ricordo ancora, bella partita, un 3-2 portato a casa, anche quello ancora inaspettato, perché siamo andati semplicemente giù in campo tentando di far quel che si poteva. Dopodiché quarti di finale, semifinale, giocate con appunto la seconda squadra, o meglio con chi non aveva avuto l'occasione di mostrare tanto in campo quanto potesse fare. Un quarto di finale secondo me giocato quasi alla perfezione, vero, perso un set, vinto 3-1, però comunque fuori casa, una formazione di media classifica dell'altro girone, ci siamo portati a casa delle belle soddisfazioni, una bella vittoria. Semifinale invece, secondo me, in cui il risultato non ci ha reso onore, nel senso che potevamo giocarcela, potevamo
avere un riscontro a livello proprio numerico di risultato di set effettuati maggiore. D'altro canto però si tratta comunque della terza formazione del nostro girone e si sentiva questa differenza di sia nomi e giocatori, sia anche proprio di esperienza, che ha un po' pesato e influito soprattutto all'andata. Il ritorno è stato molto più complesso perché in casa loro hanno la possibilità di giocare molto più tranquilli e con una curva veramente affiatata che li trascina. Anche nei momenti in cui sembravano incerti, in realtà si riprendevano dopo pochi punti ed era davvero faticoso farli sudare e riuscire anche a strappare un risultato. Rimane un po' di amaro in bocca perché nonostante la semifinale si poteva giocarsela un po' meglio. Ovviamente rimane il fatto che sia un grande risultato inaspettato e che ci sta soprattutto tenendo, in alto col morale, perché soprattutto nella prima parte di campionato con le qualifiche riuscivamo sempre a esprimere un buon gioco e invece in campionato facevamo più fatica. Ci siamo aggrappati a questo nella prima parte di campionato e ci ha aiutato a uscirne meglio adesso a gennaio. Ora sta a noi ovviamente andare a continuare questa progressione e questo buon gioco per portare a casa dei buoni risultati in campionato.